Amici di Sportisili, ben trovati allo stadio Giovanni Aloisio di Misilmeri di fronte Don Carlo Misilmeri Ege, la terza giornata del campionato di eccellenza Girone A. La rimessa per Locascio, pallone in aria, colpo di testa appena sferato, poi arriva la Lavardera! Vantaggio Don Carlo, era partita bene la squadra di Tommaso Napoli e segna Ivan Lavardera, il gol dell'1-0. Molto lucido Lavardera in questa giocata e può correre Muzzo, apertura per Ricciulli che si defila quasi a fare l'esterno, va a calciare, para Colace senza problemi. Bossa cerca un tocco, la perde Tripoli, la parata di Colace che poi la tiene in due tempi, ma qui occasione Don Carlo. Favara fischia l'arbitro, Cocimano se ne va, alla fine batte Ficarrotta e la palla esce con la deviazione di Di Salvo in calcio d'angolo. La concentrazione di Luca Ficarrotta, il movimento in aria, fischia l'arbitro, Ficarrotta secondo palo, bravissimo Di Salvo a smanacciare dovrebbe essere fallo laterale. Lì non arriva, poi una carambola favorisce Cerniglia, palla verticale per Tripoli, ingresso in area di Tripoli, palla per Ricciulli, Tripoli non riesce a toccare, poi l'anticipo con la palla che non viene toccata da nessuno. Palla di Scozzari per Manfred, Arcidiacono apre per Cocimano, posizione regolare, Cocimano mette in mezzo, diventa un tiro respinto, poi ancora Cocimano col sinistro, palla fuori. 39 minuti e 20, punizione Arcidiacono sopra la traversa. Di testa Romano, si lotta anche dentro l'area di rigore a palla lontana, attenzione a Manfred che scheggia la traversa ad un passo dal pari a tempo scaduto, ma c'è calcio d'angolo. E anche Zappalà che adesso è salito, adesso va ad aggiungersi là davanti, ma è finita la partita e proprio allo scadere dei 9 di recupero vince la Don Carlo Misilmeri, prima vittoria in campionato contro la squadra considerata favorita per la vittoria del campionato. Perde ancora il Gela sul campo, perde al debutto in campionato Gasparè Cacciola, decide un gol arrivato quasi 2 ore fa da parte di Ivan Lavardera.